questo lo mettiamo da parte. E anche Meret sarà colpa di Rongoni pure quella, no? Si è fratturato il piede. È più facile di quello che potessimo immaginare la preparazione di questa partita, o meglio la preparazione di questo video che prepara la partita senza conferenza. Chi l'ha fatto però, pure loro hanno fatto la Champions. Cominciamo. I rumori. Perché in effetti non mi ricordo chi l'ha detto, forse pare D'Agostino che sta partecipando a Cronache. Io capisco che tu in post partita vai in tilt così, potresti anche dire, lo so, non è il personaggio Conte, sarebbe un altro allenatore, ma potresti anche dire sto teso, chiedo scusa a tutti, ci vediamo alla prossima, e qualche spiegazione, se la vuoi dare, la puoi dare a freddo, con la freddezza di chi ha già ragionato sulla partita ma benvenuto Luca Cangiano e benvenuti a tutti i nuovi iscritti. Grazie a tutti per la pazienza, per aver visto video. Vabbè, siete i miei eroi, veramente non ho parole. Lasciate il like per questa partita che, se non è la più importante della stagione, poco ci manca, perché è chiaro che una sconfitta potrebbe, anche se una sconfitta ci sta, cioè capiamoci che una sconfitta contro l'Inter ci sta anche in situazione di normalità, perché l'Inter è una squadra fortissima, in grande fiducia, che ha aggiunto dei tasselli che si sono inseriti subito. Kivu oramai è un vate della panchina, e quindi ci potrebbe anche stare, ma visto il periodo è chiaro che sarebbe il non plus ultra della crisi apre la crisi Napoli, e invece una vittoria potrebbe riportare un clima di serenità e ricombattere tutti insieme, quindi non è assolutamente facile. A fine video vi ricorderò di passare sul canale Fluizot, perché io già l'ho giocata e già so come andrà a finire, e c'è da lasciarci le penne, ma con grande calma. Io direi, visto che se ci spostiamo piano gara, io penso che una delle cose più sfiziose da poter intuire e indovinare sono gli accoppiamenti, perché sappiamo che il Napoli si muove in un modo quando è in possesso di palla e si accoppia in un altro quando la palla ce l'ha l'Inter. Quindi la cosa sfiziosa sarebbe capire chi si va a prendere gli esterni, perché se il Napoli resta a 4, in questo momento ho messo Oliver, non lo so, a livello di filosofia, cioè Oliver che rimane un po' più bloccato su Dumfries potrebbe essere un ragionamento, anche se non mi sento più tranquillo, anzi probabilmente con uno Spinazzola qui Dumfries lo tieni anche in apprensione, che Spinazzola se ne può andare alle spalle. Con Olivera mi sento meno, però il ragionamento potrebbe portare anche Conte a dire: mi tengo uno Spinazzola che poi le sta giocando tutte parecchie l'una dietro l'altra, e poi me lo tengo come arma duttile, possibile per sistemare tutte le varie cose anche nel secondo tempo, a seconda di quello che ti serve. Quindi mi immagino questa cosa qua. La notizia è frattura del metatarso, insomma Meret praticamente, io ho scritto su X, mi sono divertito, stava provando a fare i lancioni alla Vania Milinkovic-Savic per dimostrare a Conte: guarda che pure io posso lanciare forte, e si è spaccato, si è fratturato il piede. Si aggiunge alla frattura della mano di Contini, e quindi c'è solo Vania che va messo in una teca, altrimenti io Ferrante non ce l'ho tra i panchinari. Mi faceva notare Francesco che sul gruppo Telegram che nemmeno è sul listone per la questione del fantacalcio. C'ho il blocco Napoli, e Contini se si fa male Savic è stato buono. Quindi la situazione è questa: Di Lorenz, Beuke, ma immagino, perché Rachmani non recupera. Buongiorno, se ha senso quella situazione di farlo giocare per farlo ritornare in forma, altrimenti qua Jesus, secondo me è un'idea. Gilmour, De Bruyne, Anghissà, Politano, McTominay, Lucca. Ora anche su Lucca ho detto: sto Conte è un personaggio che cambia, vedrai che è cattivo ma poi diventa buono, sto Conte si trasforma, sto Conte è una sinfonia, questo Conte è questo, e invece sto Conte Visto che Højlund a quanto pare non ce la fa, le ultime notizie ci hanno dato entrambe le notizie nel giro di una mezz'oretta. Højlund ce la fa, Højlund non ce la fa, quindi si fanno sapere
la qualunque, e io credo che insomma poi Conte se ne fotte assai di mantenerlo psicologicamente, perché ha già dimostrato di lasciarlo in panchina senza fregarsene del contraccolpo psicologico che possono avere dei giocatori. Però io penso che al di là dell'espulsione Lucca non si stava comportando malissimo in termini di aiuto alla squadra, quindi io lo confermerei. Se togli Lucca e metti un falso 9 qua, secondo me perdi assolutamente anche quella fisicità in attacco che comunque ti serve. Se lasci un Ambrosino o ci metti Neres, ci metti Lang, se metti De Bruyne spalle alla porta, sì, però perdi quello che ti può dare in mezzo al campo. Lo stesso McTominay, poi ci perdi gli inserimenti se già sta qua. Quindi io confermerei, ripartirei da Lucca e che Dio ce la mandi, che Dio Esposito ce la mandi buona. Per quanto riguarda gli accoppiamenti, che è la cosa più sfiziosa secondo me, facciamo che Olivera si prende Dumfries, ok? Olivera si prende Dumfries, quindi McTominay non deve andare tutta la vita anche a fare, perché quello è il problema che individuo su McTominay. E McTominay, secondo me, essendo lui più centrale, potrebbe dare un occhio alla mezzala di destra, che dovrebbe essere Barella. Io ho letto la formazione: Akanji, Acerbi, Bastoni, Di Marco, dove era la solita formazione: Mkhitaryan, Çalhanoğlu, Barella, Lautaro e Bonni, o Bonni e Lautaro, insomma come li volete mettere. Quindi l'Inter vecchio stampo, un po' più verticale, meno palleggiatrice di quella di Inzaghi. Però io immagino Olivera, Dumfries con McTominay che tiene uno sguardo su Barella, De Bruyne in fase di non possesso, sappiamo che si alza, quindi De Bruyne che va su Akanji, e ci sta, si conoscono. Lucca, Acerbi, Politano non va su Bastoni, Politano segue invece Di Marco, su Bastoni ci va Anghissà, Gilmour va a prendere Çalhanoğlu, ricordiamolo, fa Lobotka con il regista, e Mkhitaryan, ecco che Di Lorenzo, essendo il terzino che poi si ritrova al centro, e poi gli accoppiamenti Beukema, Buongiorno con le due punte a seconda di dove staranno. Però mi sembra molto più logica, se facciamo questi accoppiamenti qua ci sono meno problematiche di posizionamento nel momento in cui perdi palla o vuoi ripartire, perché Di Lorenzo già sta qui più o meno in fase offensiva, perché fa il difensore che sta un pochino più a centrocampo. McTominay già in maniera naturale sta più centrale, De Bruyne più vicino a Lucca in primo possesso, già lo fa in fase di non possesso. Di conseguenza Anghissà, ve lo ricordate, che attacca il terzo del Milan, Pavlovic, così funzionava benissimo, però va fatto forte, va fatto fortissimo, perché lo abbiamo visto, può funzionare se tieni le distanze cortissime con coraggio, e soprattutto tutta la squadra, perché se lo fa uno un pochino in ritardo si scompagina tutto e ci vanno in porta, finisce 50-0. E invece se teniamo bene con coraggio e ce la facciamo fisicamente a tenere queste marcature un po' più vicine, li costringiamo poi al lancio lungo. Il lancio lungo è 50-50, cioè può vincere il duello Buongiorno, può vincere il duello Beukema, speriamo, perché il lancio lungo può essere sulle fasce, su Olivera, quindi questo è un concetto da tenere ben presente. Ricordate il punto debole di Mario Rui, se fanno poi il cambio di fascia dall'altra parte. Olivera, mi raccomando, è la partita tua, devi fare un partitone su Dumfries, altrimenti state buone, nel senso che poi sui duelli lì loro ce l'hanno. E quindi secondo me è molto interessante. Dobbiamo lasciarci alle spalle quella sensazione di impotenza e di fragilità. Sono fragili mentalmente, proprio fisicamente, siamo fragili fisicamente, che viene dalla Champions, e ripartire forte. Secondo me il Napoli starà un po' più accorto, però partirà forte, perché stiamo in casa, perché ricordatevi quel discorso, stavo prendendo il discorso e qua dice che forse Højlund gioca, ma non cambia niente, cambia solo che Højlund è un poco più forte di Lucca, come piano gara non cambia niente, vediamo. Scudetto sulla maglia. Pensano di essere più forti, l'Inter forse sono i più forti, forse, ma non questa sera. Non questa sera in casa nostra, davanti alla nostra gente, il cazzo, andiamo a vedere un piano di culo, facciamo vedere che è Napoli, forza Napoli! Cioè deve cambiare un pochino questo discorso, cioè
loro pensano di essere i più forti, può anche rimanere. Noi abbiamo lo scudetto sul petto però e dobbiamo difenderlo, onorarlo. In casa nostra non esiste proprio e quindi possiamo immaginarci anche dei discorsi del genere in panchina dopo aver sbollito rabbia e dopo aver analizzato, perché la rabbia può essere un momento anche di telecamera, ma poi ci riesco io a fare un'analisi fredda che sono un semplice tifoso. Penso che anche Conte può abbassare i toni. Non lo so, non l'ho visto il film. Poi voi mi dite anche che il film non è che ci siano tutte queste immagini di spogliatoio. Sarebbe bello vederlo, mi piacerebbe essere una mosca nello spogliatoio, ma non ci è dato saperlo. Questo è quanto. Sono un po' teso, siete un po' tesi, io sono un po' teso, anche perché... Sembra quasi che sai, poco. Allora... Ma ne mi sono una serata, tengo una privata e la privata significa che devo muovermi con molto anticipo, di conseguenza io riuscirò a vederla, riuscirò probabilmente a registrare la reaction e riuscirò probabilmente a farvi un video a caldo. La live però purtroppo salta e tant'è. Quindi tutti i like che volevate lasciare sulla live, lasciatelo su questo video e domani ci aggiorniamo. Vi rimando al canale Fluidzot, dove potete già sapere come andrà a finire, o meglio potete vivervi già una partita con ansia subito. Se avete voglia di avere ansia prima ancora della partita, eccolo là, il video Fluidzot. Secondo me è divertente, al di là di tutto secondo me è molto divertente. Da New York, Valerio Fluido è tutto. Fateci sapere se gioca Højlund o no, perché le notizie sono contrastanti. L'unica cosa certa è che Milinkovic-Savic il posto non lo perde. Come la grande mela che non dorme mai, il frutto delle scelte di una vita che racconta.